Siamo con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, eletto nell'aprile del 2019. Avvocato, un breve bilancio della sua attività. Bilancio assolutamente no. Io posso spiegare perché mi sono candidato e perché ho accettato l'incarico di fare il Presidente per dei miei precisi obiettivi. Il primo obiettivo è servire il cittadino per dare una giustizia quanto è più possibile umana e giusta, sia dal lato civile sia dal lato penale, per una oculata spesa dei soldi nostri, cioè degli avvocati. Gli avvocati non devono subire una spesa che non è giustificata, imposta dalla legge, quindi tutto quello che si può risparmiare deve andare a favore degli avvocati. Se il contributo obbligatorio si può diminuire di 5 euro, di 1 euro, di 50 euro, l'obiettivo deve essere assolutamente questo. La trasparenza. Che significa la trasparenza? I bilanci devono essere fatti in modo, tra l'altro la legge lo obbliga, in modo che veramente chi lo legge sa se si sono spesi soldi per la luce, se si sono spesi soldi per i pranzi, se si sono spesi soldi per una determinata attività. Dunque il bilancio deve essere analitico, perché solo un bilancio analitico può permettere a tutti i colleghi di controllarlo. E inoltre il bilancio deve essere accompagnato dalla possibilità per i colleghi di controllare le pezze giustificative. Quindi assolutamente non posso parlare di un bilancio, perché come i cittadini devono sapere e come gli avvocati sanno, al COA siamo 15, il Presidente propone, ma poi devono essere 14 consiglieri ad approvare la proposta del Presidente, tranne quei piccoli poteri che la legge l'obbliga se vi sono dei casi particolari. Nonostante ciò hanno chiesto le sue dimissioni da Presidente del Consiglio dell'Ordine? Purtroppo non posso né confermare né smentire questa notizia, perché i cittadini non lo sanno, ma gli avvocati lo sanno tutte. Ci sono delle norme imperative che mi vietano di fare questi tipi di esternazioni. Non confermo né nego. Ma la notizia è uscita però. Sì, l'ho letta pure io che la notizia è uscita e mi meraviglio come i giornali. È uscita, intanto è una parola che parrebbe una conferma. Dunque ho letto questa notizia e mi meraviglio che i giornali, malgrado qua ho un abile giornalista che mi mette sotto torchio, e le fonti non si possono chiedere, lo sappiamo, la legge non si possono chiedere, però siccome diffondere queste notizie è severamente vietato, io devo credere che i giornalisti hanno, se la notizia fosse vera, hanno poteri divinatori, e quindi mi congratulo. Quindi lei ora cosa farà sostanzialmente? Io rispetto la legge, per me la legge è un imperativo giuridico, dunque farò che cosa? Continuerò nella mia attività a cercare di raggiungere quei 3-4 obiettivi che vi ho detto, e quindi il bilancio si potrà fare quando faranno i 4 anni, certo è una cosa sicura.
l'essere consigliere va visto come un servizio, per cui ognuno di noi che vede, e sicuramente colleghi, persone splendide, lo vedono pure come un servizio, e quindi io credo che ogni volta, anche se ci sono i risvolti simpatici, ma solo questi, io credo che ognuno di questi 15 consiglieri diciamo: ma quando finisce questo impegno che mi toglie tempo al lavoro, e il danno economico è incalcolabile, alla famiglia e allo svago. Dunque farò quello che la legge mi impone, perché per me il diritto, e chiaramente per tutti i colleghi, non è un optional.